ci arriveremo senz'altro, magari fra 20 anni, però ci arriveremo. Abbiamo tempo. Abbiamo tempo per 20 anni, finalmente, che saremo su un palco. Su un palco. Se l'immaginano così quasi tutti i trevigiani la proclamazione dell'autonomia del Veneto, che con il voto di ieri in Senato ha indubbiamente fatto un passo avanti, cosa non scontata secondo molti, che ora vedono però il percorso un po' meno in salita. Però se noi procediamo con una certa velocità non possiamo essere rallentati da coloro che sono lenti. Più convinti gli uomini rispetto alle donne, che il nostro breve sondaggio vede meno interessate. Autonomia del Veneto. Ieri c'è stato il primo. Non sono in grado di rispondere. Contenta? Abbastanza, abbastanza. Non completamente perché? Guardi, mi coglie alla sprovvista. Per chi invece segue, i commenti sono alquanto equilibrati. È comunque un passo avanti per la nostra autonomia e per la volontà dei veneti di essere un popolo unito e che continua per una strada comune. E quelli che dicono invece che spaccherà l'Italia? Non penso possa succedere una cosa del genere. Spererei quasi di no, Perché? perché non sono molto convinta di queste autonomie, perché spacca l'Italia in tante parti, a parer mio. Che poi è il concetto ribadito dalle opposizioni in Senato, pronte, oltre alla battaglia per il voto alla Camera, anche ad un possibile referendum contrario. Noi abbiamo fatto a suo tempo il referendum, che era del 98 mi pare, per cento, che voleva l'autonomia qui nel Veneto addirittura. Se vogliono fare un altro referendum che lo facciano pure. C'è chi dice che vogliono fare il referendum contro questa cosa qua. Hanno soldi da spendere. Per molti rimane il dubbio su quale autonomia sarà davvero possibile in questa Italia. Il problema è di verificare davvero in quale modo l'autonomia sarà in grado di rappresentare tutte le realtà locali e non solo le più forti e non con un istinto o con una volontà di sopraffazione. Ma la sintesi del pensiero trevigiano sull'autonomia sta tutta nel commento di questo ciclista. È chiaro che chi magari non gli conviene dice che non spacca, però essere un po' autonomi non sarebbe male, insomma, ecco. E adesso cosa dire ai politici che devono affrontare la cosa alla Camera? Pedalare? Ma è forte anche.